Salve a tutti, salve, benvenuti a questa nuova live di Reni Toons. Mi sa che per un errore dovuto prima che mi è partita la live senza che io lo volessi qui da OBS, è partita la sigletta di Reni Retro invece che di Reni Toons. Vediamo se riesco a mettere un attimo la sigletta di Reni Toons, solo la sigletta, un attimino, voglio vedere, perché semmai poi dopo la taglio. Ok, vediamo un po', va. Pronti? Ricominciamo da capo. Buongiorno a tutti. Questa volta la sigla era giusta, era quella di Reni Toons. Benvenuti ad una nuova live fatta da Reni Toons, durante la quale, come da descrizione, andremo a sfogliare l'ottavo numero di Anime Cult, la rivista mensile che esce in edicola, e potete trovarla anche online sui siti di Sprea Edizioni, Sprea Comics. Ok? Come facciamo sempre, facciamo un'introduzione andando a vedere le copertine degli altri numeri che hanno preceduto questo, che troverete in edicola già da un paio di giorni. C'è in edicola, un paio di giorni, io l'ho preso ieri. Ok? Quindi ripartiamo come faccio sempre nelle mie live. Questo era il numero 1, sono partiti appunto con uno speciale su Go Nagai, su Cutiani, Gig Robot, Goldrake, Devilman, Mazinga Z. Ok? Vedete? Questa è la quarta di copertina. Ovviamente, se volete approfondimenti, andate a cercare nel mio canale. Ho fatto un'area dedicata, una playlist dedicata a Sfogliamo Insieme, e lì, tra tutte le cose che sfogliamo insieme, tutti i video che pubblico, ci sono anche quelli dedicati ad Anime Cult, a questa che è diventata una grandissima collezione. Il numero 2 era dedicato principalmente a Ken il Guerriero, in prima pagina, ma c'era anche Rumiko Takashi, grandissima creatrice di, sopra ogni cosa, Ranma Mezzi, e poi c'è anche Inuyasha, c'è Cara Dolce Kyoko, la Mu, insomma, quasi Magic Johnny, ce ne sono tantissimi di cartoni, tutti quanti di successo della Takashi. Ok? Quindi speciale Rumiko Takashi, la fata padrone, sul numero 2. Numero 3 dedicato all'universo Dragon Ball. Dragon Ball in tutte le sue versioni, in tutte, diciamo, i suoi seguiti che si sono, diciamo, susseguiti nella storia, negli anni. Ok? Dragon Ball è diventato un cult, proprio perché anche i bambini di oggi sanno cos'è Dragon Ball, ancora comprano i fumetti, ancora comprano le card di Dragon Ball, e ancora sanno esattamente di cosa si sta parlando quando si parla di Dragon Ball. Ok? Andiamo avanti. Indimenticabili per noi, per quelli della mia generazione, sono i Cavalieri dello Zodiaco: Pegasus, Phoenix, Sirio il Dragone, Crystal il Cigno e Andromeda. Come vedete, sono in prima pagina con sullo sfondo le 12 case dello Zodiaco. Ok? Quando sono andati a combattere contro i Cavalieri d'Oro. E anche questi personaggi hanno fatto la storia dei cartoni animati qui in Italia. Grandissimi i Cavalieri dello Zodiaco, che la fanno da padrone nel numero 4 di Anime Cult. Il numero 5 è interamente dedicato a quella che è la magia, alle maghette, partendo da Bia, la sfida della magia, passando per Gigi, dentro si parla anche di Lallabel,
di tante altre maghette, e non possiamo non citare sia Magica Amy che l'Incantevole Crimi. Come sapete è uno dei miei cartoni animati preferiti, l'Incantevole Crimi. Ok? Quindi Akemi Takada, immancabile. Vedete qui ci sono altre maghette, anche Sally, ma troppe ce ne sono. Dentro è menzionata anche, oddio, mo non mi viene, ecco, i bonbon magici di Lilli, per esempio, troppe ce ne sono menzionate dentro. Lulù l'angelo tra i fiori, bellissima anche Lulù l'angelo tra i fiori. Troppe ce ne sono di maghette. Sally l'abbiamo menzionata. Bellissime, bellissime tutte quante le maghette. Ecco, questa era la pagina introduttiva alle maghette. Speciale fate, streghe e maghette. Ok? Andiamo avanti. Ha fatto la storia, essendo stato il primo cartone animato dedicato al periodo della rivoluzione francese, Lady Oscar. Lady Oscar, ci fu anche un altro cartone animato dal titolo Il tulipano nero, che narrava la storia della Stella della Sena. Il tulipano nero compariva pochissimo nel cartone animato, però sempre negli anni della rivoluzione francese. Ok? Lady Oscar in prima pagina in questo Anime Cult numero 6. Bellissime le copertine, io perciò vi faccio rivedere sempre le copertine perché sono molto molto belle, molto da rivedere. Grazie Michele, io qui c'ho un bel po' di materiale e adesso vediamo un po' tutto, Io mi preparo sempre qualcosa. Diamo il benvenuto a Michele, l'amico Michele Marco Carbonaro. Grazie di essere qui. Quindi questo è Anime Cult numero 6, dedicato principalmente a Lady Oscar, ma non solo. Ovviamente in quarta di copertina vedete che viene trattato anche Bam, uno dei primissimi, se non il primo, cartone animato con i mostri e quindi di paura, che avrebbe dovuto mettere paura, ma poi era incentrato sul bene. Loro facevano del bene e quindi erano mostri buoni, e quindi diciamo non erano molto diciamo da ridere come può essere Carletto, il principe dei mostri. No, questo era un po' più serio, però loro erano buoni. Bam, Vero, sì, Vero. Allora, ovviamente un altro grandioso successo, non possiamo non citare il ladro gentiluomo, colui che è entrato nelle nostre case con una sigla che quasi non c'entrava niente col cartone animato, perché hanno utilizzato un brano, Planet-O, come sigla, come prima sigla della prima serie di Lupin, e alla fine c'era, diciamo, un bellissimo valzer di Castellina Pasi. Vedete? Lui è Castellina. Questo è un album bellissimo, Castellina Pasi, con la sua orchestra, l'album di Castellina Pasi, doppio CD, bellissimo, ed era la sigla di chiusura. Si vedeva la macchina guidata da Margot Barafucicu sul mare, col sole al tramonto, bellissima, e c'era azzeccatissima quella sigla, quel valzer di Castellina Pasi, come, diciamo, come colonna sonora di questa sigla di chiusura degli episodi di Lupin, mentre in apertura avevano cercato di adattare al meglio questa sigla Planet-O, che non c'entrava niente col cartone animato, ripeto, diciamo a tutti gli spezzoni uniti insieme per fare una sigla. Quindi era, poi alla fine risultava azzeccatissima. Sto parlando ovviamente di Lupin III, che è la fata padrone sul numero 7 di Anime Cult. Vedete? Lupin, Jigen, Gemon,
ho già nominato Margot Fucico, manca Zazà, il poliziotto che gli va sempre dietro, guardate. Lupin anche tra gli OAV, i film, le varie serie, se uno vuole cominciare adesso, secondo me non ci si fa a vederli tutti gli episodi che sono stati creati, che riguardano Lupin III, perché sono tantissimi. Io ho provato a mettere insieme prima serie, seconda serie, terza serie, tutti i vari OAV che sono usciti, non so quanti sono. Ogni tanto la Di Agostini, quando ero giovane io, insomma negli anni miei 80-90, facevo uscire in edicola le VHS con i film di Lupin, però erano veramente troppi. Guardate la quarta di copertina, che bella. E qui si parla anche del ragazzo pescatore, famosissimo Sanpei, il ragazzo pescatore. Ovviamente a rendere famosissimi in Italia i cartoni animati hanno provveduto anche le sigle indimenticabili. Io ho un canale TikTok dove sono arrivato a pubblicarne già circa 100, e andiamo avanti, 2 sigle al giorno le pubblico sul canale TikTok, e adesso sto cercando di metterle anche come short su YouTube, e le sto cercando di mettere anche su IG, su Instagram. Le trovate ovviamente anche nel canale, nella pagina Super Sigle TV di Facebook. Cercate Super Sigle TV su Facebook e troverete che lì anche ho pubblicato tutte le sigle piano piano che mi vengono in mente, ma sono talmente tante che ce ne avremo per anni e anni e anni di pubblicazione. Mo vediamo come ovviare, magari passerò da una al giorno, cioè da 2 al giorno a 3 al giorno. Attualmente ne pubblico una al giorno pure su Waveful io le pubblico le sigle. Ok, siamo arrivati al numero 7 e quindi adesso ci andiamo a vedere la copertina del numero che troverete in edicola adesso. Ok? Edito da Sprea Comics. Ecco, Anime Cult numero 8. Questa è la versione di giugno 2023. Guardate qui che c'è, questo è lo Zambot 3, il robot ingiustamente sottovalutato. Era tristissimo il finale di Zambot 3, ma era bellissimo, tutta la serie era bellissima. Come vedete in prima pagina, vabbè, noi andiamo a vedere, abbiamo Oliver Hutton intento a sferrare uno dei suoi tiri, poi c'è l'uomo tigre, c'è Mila di Mila e Shiro, c'è Prendi il mondo e vai, insomma ci sono tanti sport, perché in questo numero invece che la magia la fa da padrone lo sport, visto da tutti i punti di vista. Ok? Poi andremo a sfogliare bene e a capire bene lo sport nei cartoni animati giapponesi, quindi anche negli anime e nei manga. Ok? Tra campi sconfinati e palle deformate. Guardate, allora qui innanzitutto fanno pubblicità a Manga Super Robot alle origini del mito, in edicola ogni 2 settimane una nuova uscita. Vedete, questo è tutta un'enciclopedia. Io purtroppo non posso fare tutto, quindi ho lasciato stare. E qui c'è l'editoriale, sempre di Alessandro Agnoli. Allora, non perdete Anime Cult, in edicola ogni 15 del mese, quindi il prossimo sarà il 15 luglio, che forse sarà luglio-agosto. Vedete? Non perdete Anime Cult, in edicola ogni 15 del mese. Ovviamente noi vediamo che sono tutte molto simili queste riviste, perché anche queste altre hanno l'editoriale. Vedete? Questa per esempio è questa qui, è Videogames, e qui c'è sempre scritto nero rosso, in edicola dal 19 agosto il terzo volume. Va bene, quindi noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai, e dopo l'editoriale, che è questo qui, ci andiamo ad entrare proprio nella rivista. Ed ecco
guardate il menu, già questa immagine parla da sola. Si intravede anche Pat, la ragazza del baseball, arrivano i Superboys, Rocky Joe, troppi ce ne stanno qua, mamma mia. Qui c'è una bellissima immagine di Jumbo Tree, Jumbo Tree. E qui si parla anche di nuovo dell'incantevole Crimi, visto che è il 40° anniversario dalla nascita di Crimi. Allora, io direi che ve lo posso anche leggere questo sommario. Allora, a pagina 6 c'è Come eravamo, a volte ritornano, a volte invece no. Poi 14 doppiatori, intervista a Giorgio Locuratolo. Capirai, Giorgio Locuratolo sta in mezzo pure a Supercar, vabbè. Poi 20 Spaghetti Manga, Stefano Tamiazzo. Poi al 26 Anime dimenticate, Carletto il principe dei mostri. 67 protagonisti, intervista a Federico Colpi, terza parte. 74 editore, intervista a Luca Carta, Play Press Publishing, manga e DVD. Poi 82 memorie dei manga erotici, tasse, censure e contromisure. 86 eroi d'acciaio, Jumbo Tree. 90 collezionismo, passione, figurine. 94 bambini per sempre, Fabian Plastica. Poi 98 Made in Japan, speciale 40 anni, 10 cose che forse non sai dell'incantevole Crimi. 102 musiche e sigle, intervista a Stefano Bersola. Poi 108 recensioni, anime e manga cult, fumetti, video, saggistica, nuove uscite e riedizioni. 113 recensioni fuori tempo massimo, Luca Raffaelli presenta Gig Robot primo episodio. Poi da qua speciale Spo con gli eroi dello sport. Allora, nello speciale a pagina 32 i progenitori dal 61 al 73, da Judo Boy a Gianni la tennista. A pagina 38 c'è Passione Motori, arrivano a tutto gas, avventure a tutto gas. A pagina 40 trionfi e risate nel wrestling. Pagina 44 Exogini prima serie. Pagina 46 basket, baseball e balletto. Pagina 50 i due campionissimi. Pagina 56 Mile Shiro. Pagina 60 Mile Shiro, di nuovo il successo in Italia. Pagina 64 gli anni 90, finalmente il basket e di nuovo la box. Allora, innanzitutto noi cominciamo, a volte ritornano, a volte invece no. Manga e anime interrotti. Guardate. E noi ci andiamo a sfogliare. Ma prova? Sì, l'audio c'è, perché io ho sempre paura che se ne va l'audio. Prova? C'è l'audio, c'è. Ok. Allora, a volte ritornano, a volte invece no. Manga e anime interrotti. Qui continua l'articolo, non è che finisce lì, guardate. Ok, guardate, spettacolare, guardate che belle immagini. Ovviamente la carta è sempre la stessa e quindi rende sempre benissimo. Qui c'è una pubblicità alla rivista Bim Bum Bam. Dall'11 luglio esce Bim Bum Bam Story volume 2 con un altro CD. Bello, guardate, anche se il primo CD era un po' pieno di errori, però fanno un'altra rivista con CD di sigle allegato. Vedete?
sprea.it / bim bum bam 2. Questa è una cosa importante. Uscirà il secondo volume di questa rivista. Io ce l'avevo lì dietro, però l'ho levata, l'ho messa di là insieme a tutte le riviste. Ok. Giorgio Locuratolo, l'invenzione degli urli spaziali. Guardate, questo è presa da Romix, la fiera dei giochi e dei fumetti che si svolge a Roma, la nuova fiera di Roma, perché da non confondersi con Expo Cartoon, che invece si svolgeva alla prima fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo. Eccolo qui, questo è lui. Attore a 13 anni, poi doppiatore tra i più bravi e poi ancora insegnante e direttore di doppiaggio tra i più amati perché lui non urla. Lo faceva solo quando doppiava Atlas UFO Robot. Non mortifica allievi e colleghi, ma incoraggia, sostiene, consiglia, come hanno fatto i grandi con lui. Allora, voglio vedere se parla pure di Supercar. Vedi, infatti lo faceva solo quando doppiava i cartoni animati e David Hasselhoff, vedete? Era la voce di David Hasselhoff, in arte Michael Knight, protagonista della serie TV internazionale Knight Rider e in Italia Supercar. Ok? E questo è tutto da leggere, tutto da leggere. Bellissima intervista alla barda spaziale. Beh, poteva mancare l'immagine della Pontiac Trans Am comandata dal computer Night Industries 2000, totalmente autosufficiente, in grado di guidare da sola, di saltare, dotata di sistema molecolare che ne evitavano la distruzione. Quindi vai Kit, Turbo Boost, Sky Mode, troppo forte. Adesso faccio il direttore di doppiaggio. I ragazzi mi amano perché li metto a loro agio. Non ho l'atteggiamento dei vecchi direttori che ci facevano vivere una specie di clima di terrore. Guardate, bellissima comunque questa immagine di Michael Knight a bordo della Pontiac Trans Am di KITT, il Night Industries 2000. Bellissimo, bellissima immagine. Non potevo ovviamente mancare. Ciao Antonio, benvenuto Antonio, stiamo sfogliando insieme, vi faccio rivedere la copertina di Anime Cult numero 8, ok? E stiamo parlando appunto di Giorgio Locuratolo, il doppiatore di David Hasselhoff, soprattutto nella serie Knight Rider, in Italia Supercar, ok? Tutto merito della mamma. Qui si vede Anna dai capelli rossi, vedete, Anna dai capelli rossi. Qui si vede Candy con Terence, e Candy e Terence, vedete? E quest'altro ovviamente è preso da Lady Oscar, o al massimo, sì, dal tratto, dai disegni è Lady Oscar, non dovrebbe essere da il tulipano nero. Infatti Lady Oscar c'è scritto, infatti è preso da Lady Oscar, non l'avevo letto, però dai tratti, dal disegno si capisce che era Lady Oscar. Ok, andiamo avanti. I Cavalieri dello Zodiaco, c'è pure un'immagine presa da Dragon Ball. Guardate che questa rivista mensile è bella pienissima di contenuti. Qui continua tutta l'intervista e qui termina. E Italian Manga Artist, e questo è Stefano Tamiazzo. Oggi suscitano grande entusiasmo i disegni italiani che riescono a farsi pubblicare in Giappone, ma a volte ci dimentichiamo che qualcuno ci è già riuscito oltre 25 anni fa. Tra questi vi è un giovane Stefano Tamiazzo. E questa, diciamo, è un articolo su di lui. Ok? Un lungo articolo che continua anche su queste altre due pagine. Bellissimo articolo. Continua altre due pagine, vedete? Quindi
Già stiamo a 6 pagine. Guardate poi la qualità di stampa è molto bella. Che è? Un manga, 2 anime, Carletto, il principe dei mostri. Io sono l'uomo lobo, là. Io sono contento, la quella può contare su di me. Se c'è la luna piena, sai che arrosto ti farò. E beh, Carletto, il principe dei mostri, ha segnato la storia, ragazzi. L'abbiamo pure nominato prima, quando abbiamo visto Ben, Bero e Bera. Arriva Ben, nemico del mal, che in bocca tiene 1000 pugnal, a squame verdi sopra la pelle. Oh, qua c'è la campagna abbonamenti, sempre 45% di sconto sul cartaceo, 72% di sconto sul digitale, quindi se la volete in formato digitale PDF approfittate di questo sconto. Eccolo, non so se vi posso far vedere, ecco, questo è il QR code, inquadrate il QR code col telefonino e potete accedere allo sconto 45% cartaceo, 72% digitale. E poi su questa pagina iniziamo con gli eroi dello sport. Ok? Andiamoli a vedere questi eroi dello sport, dai, che qui in prima pagina c'è ovviamente Mila di Mileshiro, Holly di Holly e Benji, qui dietro c'è Mimi, c'è Shingo Tamai. Poi ovviamente non può mancare, c'è anche, perché anche la pesca è visto come uno sport, e quindi c'è Sanpei, che già l'avevamo visto pure in un altro, eccolo, Sanpei, nell'altro numero, vedete? Torna Sanpei perché parlando di sport non si può non parlare di Sanpei. Allora, Judo Boy, Jenny la tennista, Judo Boy Judo, 1961-1973, vedete, prima che io addirittura nascessi, però poi in Italia sono arrivati ovviamente molto molto dopo, però dal tratto si vedeva che erano gli albori degli anime, che noi in Italia li dobbiamo chiamare cartoni animati, perché non c'è verso, erano proprio gli albori dei cartoni animati giapponesi, e avevano un tratto che era ovviamente da anni 70, 60-70, primi anni 70, ecco, si riconosceva dal tratto, pure dai colori. Ovviamente non potevano non menzionare lui, Tiger Man, l'uomo tigre, con e questo era Pat Pat, ragazza del baseball, Pat Pat, we are European, Goal la sigla si chiamava. Arrivano i Superboys, 1970. Allora, andando avanti, destra, sinistra, destra, poi per la legge del fil di ferro si svila il collo, si stacca la testa. Destra, sinistra, destra. La folla, ecco che era la folla. E qui invece Forza Sugar e Rocky Joe. Forza Sugar. Mamma mia. Quanti ricordi sfogliando una rivista, ragazzi. Quanti ricordi sfogliando una semplice rivista. E noi andiamo avanti. Ecco, passione, motore, avventure a tutto gas. Guardate, Supercar Gattiger. Io questo ce l'ho sia grande che piccolo. C'era la versione a 5 macchinine e la versione a 3 macchinine. Ciao Willy, ripeto anche a te, stiamo sfogliando Anime Cult
Numero 8, Sprea Comics Edizioni. Siamo arrivati quasi a metà e stiamo vedendo il mondo degli sport. Siamo arrivati ai motori. Quindi c'era pure il suo nome, Ken Falco. Non lo batterà, no mai. Perché Grand Prix del campionissimo? Grand Prix, chi fu l'eroe? Vabbè, lasciamo stare, che so stonato. Però grandissimo, il Supercar Gattiker, questo era il sogno. Io ce l'ho avuto, me l'hanno regalato un Natale. Mi si è rotto però soltanto i perni che uscivano da questa macchina blu per attaccarlo a queste due macchine rosse laterali. Uno dei due perni mi si ruppe quasi subito, però adesso io ce l'ho imballato perché lo ricomprai, fecero una riedizione di questo Gattiker e lo comprai, ancora me lo ricordo, nella seconda metà degli anni 90 da Cossuto. Cossuto è un grande magazzino che sta qui sulla Tuscolana, ok, e comprai sia quello grande che quello piccolo perché ci avevano tutte e due, ok. Bellissimo anche Grand Prix del Caprionissimo, la Hayabusa, vabbè. Poi Kinnikuman, trionfi e risate nel wrestling. Io vi faccio vedere queste pagine, poi sta a voi scegliere se acquistare o no questa rivista, che per me è ottima perché ti fa fare un salto nel passato che poche altre riviste riescono a far fare, soprattutto a quelli come me che hanno vissuto in pieno l'uscita diciamo di questi cartoni animati, di questi manga, di questi anime. Exogini prima serie, piccoli e cattivissimi. Andiamo avanti. Gig Fan Club. Oh, basket, baseball e balletto, prendi il mondo e vai. Bellissima la sigla di Cristina D'Avena, cantata da Cristina D'Avena. Questa sigla è stupenda, è bellissimo il cartone animato. Guardate, questo è ovviamente il titolo originale anche come uscì poi in fumetteria. Il manga era Touch, quindi intitolato in originale Touch. La serie arriva in Italia nel 1988, quindi molto tardi, e per animazione e temi segna uno stacco originale da quanto visto prima nel genere Spokon, riuscendo a coniugare sport, amore e adolescenza tra commedia e dramma. Bellissimo, prendi il mondo e vai, Touch, per tutti quelli che hanno il fumetto. E qua sotto si comincia a parlare anche di Gigi la Trottola del 1980. Gigi la Trottola, l'allenatrice, si sa che ti piace ma lei con te no, non ci sta. Lady Love. Comunque bellissimo, Touch, prendi il mondo e va. Oh, e siamo arrivati a un mito, a qualcosa che ancora oggi viene trasmesso, ancora oggi riscuote successo, non si sa perché, ma la magia che sta dietro a questo cartone animato ci ha catturati tutti, da quando uscì la prima volta in Italia, ancora oggi quando viene trasmesso, tutti davanti al televisore. Andate a vedere il canale di Dario Augusto IV, che ha avuto la pazienza in tanti anni di andare a fare la parodia di tutti gli episodi di questo anime dal titolo Holly e Benji 2 fuori classe. Su YouTube Dario Augusto IV, andate a cercare il suo canale su YouTube perché ha fatto veramente delle parodie stupende di tutti gli episodi di Holly e Benji 2 fuori classe. Allora, ovviamente sapete che quando uno è giovane e soprattutto nell'epoca in cui uscì questo cartone animato,
tutti volevano essere calciatori, l'Italia fortissima, fortissime squadre giocavano in Italia, quindi diciamo il calcio occupava una parte molto importante della cronaca, diciamo, e delle speranze di tanti di noi, ovviamente. Quando uscì Holly e Benji fece scalpore tutti il giorno dopo a parlare a scuola: hai visto il tiro di Holly? Hai visto come è stato parato da Benji Price? Poi questi cominciarono a giocare nella stessa squadra, la New Team, contro Mark Landers, contro Ed Warner, prima della Muppet, poi della Toho. Io so a memoria tutto il cartone animato di Holly e Benji. Allora, Holly e Benji, questi per esempio i gemelli Derrick con la loro catapulta infernale, la seconda mossa più famosa, perché la prima era quando loro saltavano sulle traverse, sui pali e poi sulla traversa per darsi una spinta. E vediamo qui una cosa che ci fa un attimo bloccare. Guardate un po' qui, Capitan Tsubasa. Ok, fermiamoci un attimo. Guardate, questo è il fumetto originale, febbraio 2000 di Capitan Tsubasa. Guardate, pubblicità di Video Girl, tra l'altro con una videocassetta, essendo Video Girl una video girl che esce dalla videocassetta, ovviamente pubblicità che Ichi uscì dopo Ken il guerriero, no, guardate qui, questo fa parte di un'altra cosa. Biglietto da visita di Elettronica Committeri, stavolta dietro non ci sono i valori delle resistenze. Questo oramai ha chiuso questo negozio tantissimo tempo fa, tantissimi anni fa, ok? Salta Tsubasa. Io non ve lo posso far vedere bene perché essendo molto vecchi questi si spaginano, ma questo è bellissimo, numero 1, guardate, Star Comics, edito dalla Star Comics. Guardate, vi voglio far vedere anche la costina. Su Tecno è uscito Capitan Tsubasa. Allora, non vi voglio far vedere tutti i numeri perché ce l'ho di là, ne ho presi 13 a caso, così, i primi 13. Quindi noi ci andiamo a vedere le copertine dei primi 13 numeri del manga di Capitan Tsubasa, in arte Holly e Benji, cioè in Italia Holly e Benji, ok? Quindi poi li rimetto così, ma sì, poi tanto li devo rimettere bene. Ecco il numero 2, Holly e Benji, Tecno numero 71, Capitan Tsubasa numero 2, e qua già cominciamo a vedere Tom Baker, Bruce Harper sullo sfondo, tutti i compagni di squadra. Oh, numero 3 fa la sua comparsa Roberto Sedigno, la mamma e il papà di Holly sullo sfondo. Capitan Tsubasa Tecno numero 72. Ovviamente le copertine erano uguali perché questo si leggeva alla giapponese, dall'ultima pagina alla prima, e quindi avevano messo la stessa identica copertina davanti e dietro. Andiamo avanti. Capitan Tsubasa numero 4. Vedete che si comincia a vedere tutta la squadra, c'è anche Alan Crocker, l'allenatore che non è più Roberto Sedigno, c'è anche un bel trofeo vinto dalla squadra, Benji Price e tutti gli altri compagni di squadra, vedete, Bob Denver. Però andate a cercare il canale di Dario Augusto IV. Allora, siamo arrivati al numero 5, Capitan Tsubasa, grandissimo colpo di testa con il grandioso Mark Landers, quindi uno dei pochi che riusciva a tenere testa a Oliver Hutton, ok? Oh, il grandioso portiere Theo Sellers, e poi i gemelli Derrick sullo sfondo che sono saltati sul palo per fare, diciamo, il loro tiro incrociato.
Ok, quindi tutte le difficoltà trovate da Oliver Hutton per vincere il campionato nazionale, Andiamo qua, Capitan Tsubasa, Holly e Benji, vedete le scritte cominciano a diventare sempre più serie, le copertine sempre più belle, vedete la Flynet di Philip Callaghan, vedete? Sempre con Oliver Hutton che la fa da padrone, anche perché il manga originale Capitan Tsubasa parla di lui. Ok, Holly e Benji. Questo è Julian Ross, dovrebbe essere Julian Ross. Io abbasso perché non posso rispondere al telefono. Capitan Tsubasa, Holly e Benji. E questo era il numero 8, vedete? Poi tra l'altro è scritto qui numero 8. Holly e Benji. Andiamo sul numero 9. Holly e Benji, numero 9. Sono bellissime queste copertine, infatti io me ne vorrei fare una foto a tutte quante in modo da averle come copertine, come sfondi, come quello che vi pare, metterla a disposizione anche vostra. Guardate che bella pure questa copertina. Siamo arrivati al numero 11. Holly e Benji, Capitan Tsubasa, Tecno numero 80, numero 11, numero 12. Roberto Sedigno aveva promesso a Oliver Hutton, Capitan Tsubasa, di portarlo in Brasile, ma poi non mantenne la promessa e se ne andò da solo. Capitan Tsubasa, Tecno 81, numero 12. E poi diciamo l'ultimo numero che ho preso dalla mia libreria, Tecno 82, Capitan Tsubasa numero 13, Holly e Benji compatti e Oliver Hutton in copertina. Ok, detto questo, noi continuiamo a sfogliare Anime Cult numero 8. Quindi andiamo avanti, eravamo arrivati a Holly e Benji 2 fuori classe su Anime Cult numero 8. Andiamo perché sennò la live poi comincia a diventare troppo lunga. Oh, vedete, poi sono usciti altre edizioni del manga di Capitan Tsubasa con più pagine. Ce l'ho pure io, ne ho molte, altre della Star Comics, un altro bel manga e Guyver ce l'ho anche io. Peccato che è fermo da una vita, lo so. Guyver ce l'ho pure io. Bellissimo Michele, sì, Guyver è molto bello. Guardate però anche questa pagina che bella che è. Questo che è il tiro incrociato che hanno fatto Oliver Hutton e Tom Baker. Il tiro incrociato, ma quanto successo addirittura in Giappone, se cercate bene sia le fotografie su Google Foto o addirittura un po' dovunque, pure su YouTube, ci sono degli youtuber che hanno filmato e hanno fatto vedere tutte le statuette che stanno, le statue a grandezza naturale di Holly e Benji che stanno sparse per il Giappone. Ce ne sono tantissime di statue sparse per il Giappone che riprendono, diciamo, il manga e l'anime di Holly e Benji di Capitan Tsubasa. Ok, l'opera originale Attack Ryu. Ok, qua siamo arrivati a Mila e Shiro. Mila e Shiro che era il seguito della fantastica Mimì è la nazionale di pallavolo. In Italia ci hanno passato Mila per la cugina di Mimì. Ok, guardate, Attack! Mi ricordo sta cosa quando faceva la battuta. Ovviamente questo 45 giri è in mio possesso in questa qualità, lo trovate, io l'ho pubblicato sia sul canale IG, il 45 giri messo su un Technics SL 1210 M5G. Per chi è DJ se ne intende un po' sa che è uno dei top di gamma
dei giradischi Technics. E comunque Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, 45 giri originale cantato da Cristina D'Avena, quindi sigla cantata da Cristina D'Avena dentro. E lo trovate sul canale TikTok, lo trovate su Waveful, lo trovate negli short, ma mi pare di sì che sta pure negli short di YouTube, ma non mi ricordo, comunque sta un po' dovunque perché ce l'ho. Allora, Mila e Shiro, il successo in Italia anche nel Corriere dei Piccoli, vedete, nel Corriere dei Piccoli uscivano le avventure di Mila Azuki, Mila e Shiro, differenze, curiosità e censure. Qui addirittura non so se mi censurano magari da lontano, ve lo faccio vedere da lontano, ci sono delle immagini qui che hanno censurato nel cartone animato. Vabbè, andiamo avanti, tanto. Allora, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Questo dovrebbe essere l'album di figurine, bellissimo. Mila e Shiro, due cuori nella narrativa. Questo dovrebbe essere magari forse il libro, poi dopo leggerò bene perché io ovviamente non è che so tutto. E qui vabbè, qui è uscita la serie in DVD, Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, Mila e Shiro. Ok, gli anni 90, finalmente il basket e di nuovo la box. Ok, e arrivano gli anni 90 che si aprono con la novità del basket di Slam Dunk. Ovviamente ho anche il fumetto di Slam Dunk, Slam Dunk ebbe un successo enorme anche questo, negli anni 90 tutti ne parlavano. Ecco il fumetto delle bellissime copertine, anche Slam Dunk, ma adesso non l'ho preso, sta di là, vabbè. Finalmente vero protagonista in Giappone di uno Spokon di grande successo, non ce ne voglia Gigi la trottola. Il terzo millennio. Oh, guardate, questi sono i manga editi da Sprea Comics che trovate in libreria o sul sito. Manga Classic c'è Pollyanna, manga Cult abbiamo i 5 Samurai, manga One Shot Giuni Peperina e manga Shoujo Piccole Donne. Ok, andiamo avanti. Federico Colpi, benvenuti nel terzo millennium, intervista terza parte. Ok, quindi questa è questa pagina, la andiamo veloce perché pure la live sta durando un sacco di tempo. Questa è sempre la terza parte della sua, diciamo, intervista di questo articolo lunghissimo, vedete che comincia già nei numeri precedenti. Guardate, magari sorvolo un po' su queste pagine per recuperare un po' di tempo. Allora, intervista a Luca Carta, Play Press Publishing, sesso, manga e DVD. Benchio, come ho già detto, qualche numero di Benchio ce l'ho anche io da qualche parte, ma non è facile trovarli, staranno in mezzo ai numeri di Benchio. Ciò forse di più facile reperibilità è La clinica dell'amore del dottor Okeguri, Love Ina, qualche numero forse ce l'avevo di Love Ina, però allora arriva Dragon Ball, Peach Girl, andiamo avanti, 500 DVD in edicola. Guardate, questo è un altro articolo. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere adesso, dovrebbe parlare. E poi venne il lifestyle. E di qua pubblicità a questa televisione che si chiama Junior TV Super 6, dedicata appunto alla TV dei ragazzi di oggi, di ieri e di oggi. Cartoni animati, vediamo Kiashan, Inuyasha e Conan in basso, in alto abbiamo Bam il mostro umano, Daitan 3 e Arikan Polimar in alto. Ok, Super 6 Lombardia.it.
ok? Tasse, censure e contromisure tutti maggiorenni e colti e maturi. E questo, diciamo, è la parte di, diciamo, VM18, così la possiamo definire. Ah, qui si parla addirittura di Manara, vedete? Manara. Io voglio andare veloce perché devo arrivare. Ah, vedete, ecco, qui cominciamo a parlare anche un po' di questo. Questo robot, molto simile a Daidan 3 che aveva l'attacco solare, lui è Jumbo 3 che aveva l'attacco lunare, è una storia contro Maker Busudo. Maker Busudo di Kappei, che è il protagonista, questo bambino, che deve combattere appunto tramite il robot composto da 3 pezzi contro i mostri inviati da Maker Busudo. Diciamo i 3 protagonisti sono loro, una ragazza e 2 ragazzi, di cui uno è Kappei. Vi posso dire, la storia è molto avvincente, bella, per carità, però il finale strappa lacrime. Il finale è veramente, eccolo, questo è il nemico per eccellenza. Eccolo qui. Le sigle ovviamente sono originali giapponesi, cioè tra l'altro hanno fatto la storia queste sigle, soprattutto a me piaceva tantissimo quella finale in cui si vedeva il robot partendo dal basso che saliva sempre di più. Eccolo, questo mi sa che è l'ultimo episodio in cui lui precipita con il suo robot, quindi non più con Zumbo 3, ma precipita con il suo robot che era un pezzo, uno dei 3 pezzi di Zumbo 3, il suo robot di Kappei, che è questo al centro, precipita in mare e si vede questo robot in mare, con l'acqua di mare, e lui che si rende conto di quello che è successo, comunque di aver vinto, perché ovviamente finisce bene, però è un finale straziante, bellissimo, bellissimo. Per chi non l'ha visto, vedetelo questo cartone animato perché è molto 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 bello. Passione figurine 1980, arriva Candy Candy. Va bene, allora io qui, visto che menzionano le figurine, io ho preso qualcosa di spettacolare, tanto manca poco qui. Allora, per chi ci è collegato e per chi vedrà poi dopo la live in differita, ci andiamo a sfogliare questi. Guardate un po' che c'ho qui. Holly e Benji sticker album. Quarta di copertina, pubblicità. Allora, le figurine io ovviamente ce l'ho da un'altra parte. Comunque questo era l'album di figurine di Holly e Benji, sticker album. Adesso vado un po' veloce perché ne ho presi tantissimi. Guardate, il primo, ok, questi sono 2 uguali, guardate, edito da Panini, il primo album di figurine di Dragon Ball, vedete? E poi c'è quest'altro, sempre edito da Panini, che è un altro album, vedete, sono diversi, non sono uguali, quindi sono 2 album diversi. Tra l'altro guardate, qui in quarta di copertina c'è questo, e qui invece in quarta di copertina c'è questo. Guardate che belli questi album, tra l'altro la maggior parte erano omaggio. Cartoni in TV, questo addirittura ci sono delle figurine di Crimi, però erano pagine da colorare dell'incantevole Crimi. Guardate che bella questa immagine, spettacolare. Buongiorno Emanuele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Emanuele. Siccome con Anime Cult numero 8 siamo arrivati a parlare di figurine, sto facendo vedere qualche album. Ecco un altro album di figurine della Merlin.
piccoli problemi di cuore, push pop, pubblicità, e poi piccoli problemi di cuore, vedete? Sono piccoli problemi di cuore. Questo piace a mia figlia, che mi piace tantissimo questo cartone animato, l'album della Panini di Ranma Mezzi, eccolo qui. C'è anche un poster qua, edito sempre dalla Panini, guardate che bello l'album di Ranma Mezzi, cioè qualcosa di spettacolare. Poi c'è Card Captor Sakura, pesca un'altra carta Sakura, pesca un'altra carta Sakura, Official Sticker Album, e pesca un'altra carta Sakura. Bellissimo anche questo. Guardate un po', figurine Panini, Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Arlo, un pirata tutto nero. Qui qualcuna ne manca però, Vabbè, vi faccio vedere queste due pagine che sono complete. Capitan Harlock, Capitan Harlock, Capitan Arlo. E poi guardate qui un po' tutto l'album di Crimi Mami, l'incantevole Crimi, che di qua praticamente c'è la pubblicità dello Sprint, che dava in omaggio dei dischetti raffiguranti Yu, Posi, Nega, Crimi, Toshio, e tutti i personaggi del cartone animato, l'incantevole Crimi. Anche questa è una versione completa, vedete? Ci sono tutte le figurine, e questo è un album che a me piace tantissimo, e infatti è un po', mamma mia, se si rovina in mano per quanto la carta oramai è arrivata. Mamma mia, che spettacolo. Beh, guardate. Va bene, questo è l'album dell'incantevole Crimi, originale dell'epoca, Il gusto del gioco, vedete, lire 500. Poi ero passato a Remy. A sto punto, guardate, facciamo una cosa, questo lo mettiamo dopo. Quindi Remy, le sue avventure, l'album originale dell'epoca, tra l'altro vedete omaggio, costava 200 lire. Remy, le sue avventure, dolce Remy, piccolo come sei, per il mondo tu vai. E dopo Remy non possiamo non vedere l'album di Heidi, l'album completo di Heidi. Ti sorridono i monti. Avevo fatto vedere proprio questa pagina qui, dicendo che al centro non è che ci manca una figurina, è proprio così. E praticamente questo è l'album completo di Heidi, e non ho solo questa versione di Heidi, un'altra copia sigillata, chiusa sotto questa busta, vedete? E qui parliamo di 100 lire, costava 100 lire l'album Heidi, originale degli anni 70. Ok, non so se c'è scritto di che anno è, vediamo un po'. Su questo incartato magari non si legge, ma su questo sì. 1978, guardate un po', numero 3, 1978, c'è scritto semestre 1978, primo semestre, ok? Poi avevo fatto vedere che non c'entrava nulla con questi cartoni animati giapponesi, ma La Bella e la Bestia della Disney, album completo, vedete? Album completo della Bella e la Bestia, vedete? Sono bellissimi gli album di figurine, sono qualcosa di indimenticabile, gli album di figurine.
Guardate l'album di Giorgi, Lady Giorgi. La 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 la. Il bacio tra Giorgi e Lowell. Vabbè, questa è storia. I fratelli Abel e Arthur. Quando Giorgi è stata salvata. Qui è quando si è travestita da maschio per imbarcarsi sulla nave. Bellissimo, bellissimo. Cartone animato molto molto bello. Anche questo è completo di album, album completo. Lady Giorgi, Lady Giorgi. Ovviamente non poteva mancare neanche un altro successo di Italia 1, che è Memole il nome mio, folletto sono io e dono felicità a chi la chiederà. Anche questo completo, album di figurine, bellissimo album. Guardate che spettacolo. E Memole il nome mio, folletto sono io, a Maria l'amica mia, io dono l'allegria. Un attimino che c'è l'orologio di mia moglie che suona, torno immediatamente, lo blocco. Ok, e noi continuiamo che siamo quasi arrivati, Guardate che live da 1 ora e 7 minuti, però stiamo vedendo delle cose. Kiss Milicia non poteva non esserci in collezione l'album di Kiss Milicia. Kiss Milicia è, diciamo, il cartone animato da cui sono nati poi Love Milicia, Licia Dolce Licia, Licia e Beehive, e poi addirittura presero spunto per fare Cristina, arriva Cristina, Cristina l'Europa siamo noi. Tutto nacque praticamente da questo cartone animato, da Licia, Mirko e Satomi. Allora, di Fivelandia c'ho tutti gli LP. Mi ha fatto una bella domanda e allora ti faccio vedere una cosa, grandi Fivelandia. Allora, perché io sono un patito dei Fivelandia, ho anche diversi LP di Cristina D'Avena e i tuoi amici in TV, ma questi sono tutti originali, ho anche tutti gli altri, guarda un po' i CD originali dei Fivelandia. Tra l'altro quelli sopra sono originali dell'epoca, 11, 12, 13, 10, quelli sono originali dell'epoca. Attendi, perché ti faccio vedere Fivelandia 21, 22, Fivelandia 18, 99, eccoli qua, fino al Fivelandia 22 mi pare, eccolo qua, questi sono tutti originali dell'epoca. Guarda, questi sono quelli che mancavano lì. Fivelandia, questo sotto è un Fivelandia, vedete, Fivelandia 16, che è scritto così su questo colore e non si legge niente qua, però questo è il Fivelandia 16, tutti rigorosamente originali, tutti rigorosamente originali fino al Fivelandia 22. I Fivelandia sono qualcosa di spettacolare. E poi ovviamente, vabbè, senza andare troppo, andatevi a cercare le mie live quando parlo dei miei CD di Cristina D'Avena, perché ce n'ho tantissimi. Mi sento di consigliarvi, se ancora li trovate, questi sono uno spettacolo, sono i Cartoonlandia 3, 6, 9 CD Cartoonlandia. Mi sento di consigliarveli perché sono proprio zeppi di sigle, guardate, ognuno è pienissimo di sigle scritte piccole piccole. Non so se lo troverete, guardate, questo costava 16,90 ma all'epoca, ma non penso che li trovate a 16,90 questi, difficili. Questi sono gli altri due Fivelandia,
addirittura qui ti davano le figurine, stanno ancora dentro imballate, ma io questi li ho tutti sballati perché li sento una continuazione, vedete, stanno dentro. Fivelandia 14, Fivelandia 15, e vi dico che io ce l'ho anche su vinile perché sono un patito di vinili, voi lo sapete, chi mi segue lo sa, www.ilmondodelvinile.it, e capite. Allora, quindi abbiamo visto come Kiss Milicia abbia dato il via, guardate, come Kiss Milicia abbia dato il via, e allora diciamole tutte le cose, visto che stiamo parlando di Kiss Milicia. Ecco qua il cofanetto Kiss Milicia e Beehive Story, quindi c'è Love Milicia, balliamo e cantiamo con Licia, teneramente Licia e Beehive, e Licia dolce Licia e Beehive, e questo è il cofanetto con tutto quello che riguarda Licia, cofanetto Licia e Beehive Story. Scusate, ve lo fermo così si vede bene. Licia e Beehive Story. E poi da una costola di questi telefilm nacquero questi altri. Arriva Cristina Story, Cristina l'Europa siamo noi, già l'ho nominato. Cri Cri, vedete, Cri Cri, Cristina, arriva Cristina, e Cristina l'Europa siamo noi. Altri 4 CD, altri 4 LP che sono usciti sia su vinile, ovviamente, sia su vinile che poi su CD, ok? Quindi questa è, diciamo, per concludere ciò che c'era da dire su Licia. Andiamo avanti, guardate un po' che c'è qua. 1000 un giorno dopo l'altro incontriamo qualcos'altro. Vabbè, ma io bene le parole non me le ricordo. Guardate che belli questi album, guardate, bellissimi questi album, uno più bello dell'altro, vedete, bellissimi questi album. 1000 un giorno dopo l'altro, l'album originale dell'epoca, ok? E questo già costava 800 lire, ci avviamo verso le 1000 lire, 800 lire. Ah, Lucy May, Lucy May, Lucy May. Questo, vedete, i personaggi di Lucy May. Questo pure era omaggio di album. E qui ce ne mancano parecchie di figurine, vedete? Un sacco di posti vuoti. Questi ovviamente non verranno mai più completati, questi album. Io l'ho presi da là e ovviamente non tutti siamo stati in grado di completarli. Andiamo avanti. Marco, dagli Appennini alle Ande, guardate che bello anche questo, storia presa dal libro Cuore. Marco, dagli Appennini alle Ande, bellissimo, bellissimo album anche questo, bellissimo album. Ancora mi sentite? Sì, bellissimo album anche questo. Ecco la nave, bellissimo album anche questo, dagli Appennini alle Ande. Andiamo avanti, ce ne abbiamo ancora qualcosa, guardate un po'. E da Dani sbimbumbale giù, cium cium. Dani, il secondo pilota di Daltanius, è il principe Kento, il primo pilota, ed ecco Daltanius con la spada fiammeggiante, Beralius in petto. Anche questo bellissimo, completo, l'album di Daltanius, guardate, completo l'album di Daltanius, ok? Andiamo avanti. TVlandia, questo che è? Ah, TVlandia è sempre un album di figurine, anche questo completo, dove ci sono diversi cartoni animati. Questo non neanche me lo ricordavo, guardate un po'. TVlandia, c'è l'Uomo Tigre, c'è Gigi la Trottola, Pelin Story, Renzi la Strega, Devilman, vengono da lontano, da una galattica civiltà, viaggiatori del tempo.
Questo è l'uomo tigre. Tigre. Tiger Man. Diverse pagine dedicate all'uomo tigre. Devil Man. Devil Man. Renzi una strega è. Vengono da lontano, da una galattica civiltà, su una macchina lampo, predatori del tempo. Gigi, la trottola, l'allenatrice, si sa che ti piace. Na na ra na, na na, na na ra na, na na na. Bellissimo anche questo album, andiamo avanti. Questo già l'abbiamo visto, un'altra copia. Questo anche mi sa che è completo. Oh yes. Questa è un'altra copia dell'album dell'Incantevole Crimi. Vedete? Anche questo è completo, completissimo. Guardate. Completissimo. Il concerto finale di Crimi. E poi c'è un'altra copia addirittura, ma non so se ci sono le figurine, di Daltanius. Certificato di garanzia, vabbè. Sì, guardate, questa è un'altra copia dell'album di figurine di Daltanius. Anche questo completo. Ok, torniamo su Anime Cult numero 8 dopo aver visto un po' di CD, un po' di numeri di Capitan Tsubasa e parecchi album di figurine. Così andiamo verso la fine di questo numero pieno come sempre di informazioni di Anime Cult. Ah, vedete, mi manca l'album di Mazinga Z, per esempio. Ok, mi manca quello di Astro Robot, mi manca quello di Titan 3. Uff, qua, ecco, qua ci stanno tutti quelli che non c'ho io. Guardate questa pagina, che spettacolo. Ci sono anche i Barba Papà. Ovviamente c'è anche un UFO Robot Goldrake. Vedete? Atlas UFO Robot Goldrake. Spettacolo, queste pagine finali. Molto molto belle. Oh, 10 cose che forse non sai dell'Incantevole Crimi. Che magico anniversario, il 1° luglio del 1983, esattamente 40 anni fa, in Giappone debuttava in TV l'Incantevole Crimi. Dopo le pagine a lei dedicate nello speciale maghette pubblicato sul numero 5 di Anime Cult, torniamo a festeggiare con 10 curiosità inedite legate all'anime e al merchandising. Oh, guardate, c'è il Simon qui paragonato con diciamo il contenitore della bacchetta magica di You. Non mi viene il portacipria, vabbè, non era un portacipria, aveva un nome. Mannaggia la miseria, non mi viene. Qua guarda se lo riesco a leggere. Divenne famoso per aver inventato e messo in commercio il Simon. Infatti vi viene a ricordare i suoni e i colori. Ah, il medaglione, ecco, il medaglione di You. Porca miseria, non mi veniva, sono proprio invecchiato, ragazzi, Guardate. E ovviamente, parlando di Crimi, non potevano non menzionare sempre lo Sprint, il cacao per il latte che non si trova più, ma che veniva venduto all'epoca nostra. Ce n'erano tanti di cacao per il latte, tra i quali c'era il Nesquik e lo Sprint, che erano i più famosi. E lo Sprint dava sotto il coperchio dei cerchietti con raffigurati personaggi di Crimi. Guardate un po' qui, ci ha rapito il cuore, quindi mi hai rapito il cuore la Mu. Vedete la sigla, la seconda sigla di la Mu del cartone animato.
Mi hai rapito il cuore, perché anche City Ante, bellissimo. Guardate, queste sigle sono molto molto belle e questo è, diciamo, il CD che si può ancora trovare secondo me, di Stefano Bersola, Anime Songs. Questo si dovrebbe ancora trovare tranquillamente anche su Amazon, Andiamo avanti. Comunque è bellissima questa rivista, ve la consiglio vivamente. Ok, guardate che bella questa rivista. Stiamo arrivando verso la fine, vado un po' veloce perché è durata già tantissimo questa live, mezzogiorno e 14 di questo 16 giugno 2023. Recensioni fuori tempo massimo, c'è Gig Robot. E mi sa che la prossima volta in copertina vedremo Candy Candy. Ok? Enciclopedia delle anime maghette, in edicola dal 18 luglio. Il magico mondo delle maghette come enciclopedia anime, e invece anime dossier Sailor Moon dal 29 giugno. Guardate, vi faccio vedere questa pagina pubblicitaria delle prossime uscite di Sprea. Ah no, qua sopra lo dice, e poi sotto ci sono le date: 18 luglio e 29 giugno. Ecco, ok, e mi sa che la prossima volta vedremo Candy Candy in copertina, e qui poi c'è la quarta di copertina, come vi ho detto. Quindi bellissimo questo numero, consigliatissimo anche questo, 6,90 € costa anche questo numero, è rimasto invariato il prezzo. E quindi in chiusura di live che dire? Allora, innanzitutto che anche questo numero di Anime Cult è pienissimo di informazioni, pienissimo di materiale, quindi mi sento di consigliarlo. Andatelo a cercare nelle edicole, nelle fumetterie, ce l'hanno anche i Mondadori Megastore dove trovate tanti fumetti, lo trovate un po' dappertutto. Anime Cult numero 8 di giugno 2023, in copertina lo sport nei cartoni animati giapponesi. Ok? In chiusura di live vi invito a visitare il mio sito www.classe74.it, da cui potete accedere a tanti prodotti Amazon divisi per categorie. C'è anche Star Wars Store.it, che tratta prodotti riguardanti la galassia lontana lontana. Andate a vedere questo sito Star Wars Store.it. Sta passando adesso qua in alto, qua in alto, Legolando.it, come dice il nome, è un sito interamente dedicato ai prodotti Lego in vendita su Amazon. Ok, quindi andate a visitare Legolando.it. C'è anche RenyJStore.it, il sito della musica, il sito, diciamo, dedicato agli amanti della musica e ai DJ, dove io ho raggruppato e diviso per categorie i vari giradischi, i vari CDJ, le varie console e tutto ciò che riguarda la musica. Non ultimo il mondodelvinile.it, www.ilmondodelvinile.it, che è un sito che tratta interamente i vinili in vendita su Amazon, divisi anche in questo caso per categorie, quindi vinili colorati, vinili picture disc, vinili autografati, vinili in edizione limitata, vinili neri, perché no, vinili doppi, vinili tripli, cofanetti. Io ho cercato di dare un ordine a tutta la marea di vinili che sono attualmente in vendita su Amazon.
andando ad acquistare direttamente tramite i miei siti, contribuirete ai miei canali Twitch, YouTube e Facebook, ai miei innumerevoli canali e gruppi Telegram, contribuirete a tutte le varie pagine e gruppi Facebook, contribuirete diciamo alla mia presenza online. Sono presente su TikTok, su Waveful, su Instagram, quindi mi trovate un po' dappertutto, però per portare avanti tutte queste passioni ci vuole un sacco di tempo, quindi un contributo è molto apprezzato. Ok? Detto questo, non mi rimane che augurarvi una buona continuazione di giornata, non mi rimane che augurarvi buon pomeriggio e mettere la solita sigletta finale. Ok? Un attimo solo che la organizziamo, così. E ci vediamo. Allora, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella perché è l'unico modo con cui potrete rimanere in contatto con me e sapere quando io vado in live. Ringrazio tutti quanti quelli che si sono collegati, Michele, Emanuele, chi altro c'era all'inizio, Willy, tutti gli altri che adesso non riesco a vedere. Ringrazio quelli che vedranno il video in differita, grazie mille. Se vi fa piacere, se vi piace ciò che faccio, mettetevi un like e è gradito anche un bel commento. Io poi rispondo ai commenti, mi fa piacere ricevere commenti. Fatemi sapere che cosa volete che io tratti degli anni 70, 80, 90. Io, come sapete, ho 3 grandi passioni che sono la musica, quindi sterei, vinili, cassette, 45 giri, quello che vi pare. Poi ho i cartoni animati, videocassette, DVD, album, che questo rientra nei cartoni animati, riviste, fanzine, tutto quello che usciva all'epoca che riguarda prettamente i cartoni animati. E poi c'è Reni Retro che invece riguarda videogiochi, console, vecchi computer, Commodore, Sinclair. Quindi ho queste 3 macro passioni, e tratto di queste 3 macro passioni nel mio canale YouTube. Grazie mille di essere stati con me. Sono le ore 12:21 di questo venerdì 16 giugno 2023. Vi auguro un buon pomeriggio e un saluto da Reni Toons. Ciao a tutti, ciao.